Buonasera a tutti ragazzi. Oggi pomeriggio una tempesta devastante ha colpito, Verbania. È stata un dove burst, cioè una tromba d'aria unita a una bomba d'acqua. Diciamo che 4 persone sono rimaste ferite e alberi sradicati e anche i tetti sono volati via. Quindi di nuovo interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano, davvero un casino. In effetti l'ha colpito in questo pomeriggio la città di Verbania e l'intera provincia Verbano-Cusio-Ossola. Così lo chiamano, sarebbe un fenomeno atmosferico simile a una bomba d'acqua insieme a una tromba d'aria, quindi lo chiamano così mo. Quindi ci stanno 4 feriti, sono registrati a Stresa, Baveno, all'Isola Bella e sul Lago Maggiore, quindi diciamo tra le 4 persone ci sta anche una signora, quindi colpita da alcuni rami che volavano via. Fortunatamente nessuno dei 4 è grave, quindi solo una è stata ricoverata mentre gli altri stanno bene, sono solo qualcosa di scolazione sul corpo ma niente di più. Diciamo che questa ondata di maltempo ha colpito il Piemonte in effetti, quindi già stamattina io l'avevo fatto un video che a Torino c'era stato un casino di maltempo e quindi oggi pomeriggio ha colpito Verbania. Quindi diciamo che il maltempo sta ancora fra il Piemonte e la Lombardia, quindi sta in mezzo un poco a questa a queste due regioni, quindi invece al sud ragazzi sempre caldo, qua si schiatta come solito, non cambia nulla, quindi diciamo che la cosa più forte che si è avuta questa qui è la forza del vento che ha fatto volare via i tetti proprio delle case, quindi vedi secondo me oltre i 100 km orari per scoperchiare i tetti, penso di sì. Quindi a parte tutta l'acqua che è arrivata, anche questa tromba d'aria unita a un violento diciamo vento, quindi si è messo tutto insieme. Invece nel Piemonte ci sono state frane e smottamenti e questo è stato quello che ha fatto fermare un po' la linea ferroviaria, quindi Domodossola Milano, quindi per questi detriti che si sono buttati sulle rotaie, diciamo così. Quindi ragazzi il maltempo continua a martellare il Piemonte e un po' la Lombardia, questo tratto qui, quindi penso che faranno tipo calamità naturale, penso che i tetti rientrano nelle calamità naturali, penso che lo Stato aiuta queste persone a fare i tetti delle case, almeno credo, quindi penso che sicuramente faranno calamità naturale e lo Stato sovvenzionerà la ricostruzione dei tetti. Il problema è ora devono trovare un alloggio mentre non fanno la domanda e tutto, non è che è una cosa che tu domani vai e te la fanno, quindi per ora trova una casa, dopo si vede, quindi questa povera gente dovrà trovarsi una casa in affitto mentre non fanno domandina per questo maltempo e quindi possono essere risarciti per calamità naturali, però poi passa tempo, non è che li fai così a volo, mentre non fanno la legge, non fanno l'approvazione, il comune dà l'assenso, passa un po' di tempo, passa minimo un anno, quindi purtroppo questa gente dovrà o andare a casa di qualche amico, mamma, padre, o affittarsi una casa da qualche altra parte, quindi se sono volati via i tetti, il tetto, a meno che non hai soldi liquidi, non è una cosa che fai così. Penso che fare un tetto ci vogliono i soldi, quindi credo che comunque penso che la maggior parte si fitterà una casa e cercherà poi i danni giustamente come calamità naturale, quindi penso che sia questa la giusta prassi in effetti da fare. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona notte
quindi il maltempo colpisce solo il nord. Qua un po' di acqua nemmeno se lo sogniamo oramai, qua fa sempre caldo, quindi qua ci stiamo sciogliendo. Come si dice, a chi tanto e a chi niente, non ci stanno mai santi ragazzi. Noi vorremmo giusto un pochino di quello che sta succedendo al nord, un poco, non assai, un pochino. Vabbè ragazzi, buonanotte e buona sudata a chi fa caldo, ma a chi fa freddo, bene a voi ragazzi. Buonanotte a tutti ragazzi.